Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento Io Compro Siciliano Live. Buon giovedì 21 di maggio e come ogni mattina iniziamo in un modo che ormai è diventato consuetudine e penso che porti anche buona fortuna al gruppo. Grazie, 219.866 volte. È anche possibile che durante questa diretta insieme si possa arrivare a toccare i 220.000. Beh, è sempre grande piacere ogni giorno condividere questo spazio quotidiano delle 12. Vi ricordo che l'altro appuntamento quotidiano è quello delle 18 con aperitivo social e ancora inserito nel palinsesto di Io Compro Siciliano l'appuntamento del sabato con Alessia Smile and Food con Io Compro Siciliano Chef, un appuntamento dedicato proprio ad un percorso del gusto fatto con la nostra Alessia. Volevo iniziare perché dando delle informazioni precise a chi fa parte del gruppo Io Compro Siciliano e magari vuole delle informazioni un po' più precise. La prima cosa che diciamo è scrivete i dati della vostra azienda in quella che è la scheda di presentazione che trovate sul form proprio in alto alla nostra pagina. Naturalmente ci saranno tante domande che volete porci, c'è una mail che è info@iocomprosiciliano.com, ma ancora ci sono dei progetti che noi tra l'altro teniamo anche in considerazione e che valutiamo insieme a voi e insieme naturalmente al gruppo di lavoro di Io Compro Siciliano ed è legato proprio ai progetti, quindi se volete potete anche scriverci sulla nostra mail per proporre i vostri progetti e le vostre idee. Ci sono dei punti importanti che vogliamo dare a chi magari da poco fa parte del gruppo, quindi compilate questo form, questa scheda che permetterà di registrare i dati della vostra azienda. Questo perché? Perché sapete che lo scopo di Io Compro Siciliano è quello di creare rete, è quello di creare punto di incontro fra domanda e offerta, è quella di dare identità, qualità e provenienza alle nostre aziende, al nostro territorio. Quindi ci sono dei punti fermi che adesso diventano punti di partenza, punti che includono e coinvolgono ognuno di voi e che i tre ideatori di Io Compro Siciliano, ed esattamente l'ingegnere Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Carabello hanno dettato in questa linea operativa, vale a dire il primo degli scopi è quello di realizzare questo grande marketplace delle eccellenze siciliane che è iocomprosiciliano.com. Poi il lancio del portale del turismo che è seahost.it è un altro terzo punto fondamentale, è la prima card sotto forma di app per i servizi turistici siciliani con più di 300 attrazioni e convenzioni che vanno dai circuiti museali ai servizi diretti per tutti i turisti. Come vedete la parola rete viene spesso e quotidianamente menzionata perché ha un valore importante, direi punto di partenza per tanti progetti e oggi nella fattispecie parleremo proprio di rete. Parleremo di rete perché i nostri ospiti oggi daranno quello che è il loro contributo professionale, ma anche tutto quello che riguarda il loro quotidiano lavoro, le loro esperienze, proprio testimoniando che la rete è fondamentale per far crescere la nostra meravigliosa terra siciliana. Lo fanno il dottor Gianni Di Matteo e il dottor Giuseppe Salluzzo, che fra poco entreranno in diretta con noi, lo fanno perché loro fanno parte di questa rete museale e naturale Belicina, iniziativa stupenda, adesso appunto approfondiremo con loro, e ancora rete. E di rete si parla anche con un'altra artista internazionale siciliana
Lei è di Mazara del Vallo, è ambasciatrice della danza storica nel mondo, è regista, coreografa, danzatrice, direttrice di Dancework, nonché della compagnia internazionale di danza storica Armonia Suave. Abbiamo con noi Carla Favata. Eccola qui, io la vedo, buongiorno, buongiorno Carla. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta e bentrovata. Grazie, grazie dell'invito, grazie mille. Io prima di iniziare l'intervista vorrei chiamare gli altri due ospiti perché oggi parleremo di un'iniziativa straordinaria che coinvolge il territorio. Abbiamo in collegamento l'architetto Giuseppe Salluzzo, presidente della rete museale e naturale Belicina. Buongiorno Presidente, Buongiorno a tutti. benvenuto. Ed ancora abbiamo il dottor Gianni Di Matteo, direttore della Rete Museale e Naturale Belicina, docente di sociologia dei processi culturali presso ABADIR, Accademia di Design e Arti Visive di Catania. Lo abbiamo in collegamento. Buongiorno, dottor Di Buongiorno. Matteo, benvenuto. Grazie a voi. Bene, oggi sono molto, molto felice perché parliamo veramente di proiezione della nostra terra e lo facciamo con grande coscienza e grande consapevolezza. Io partirei proprio da Carla Favata. Carla Favata è una grande artista, lei è di Mazara del Vallo, Trapani, e Carla è conosciuta davvero in tutto il mondo. Carla porta l'arte, nonché il vanto, perché lei è proprio una grande ambasciatrice della danza e nella fattispecie della danza storica in tanti appuntamenti mondiali. E partirei proprio da qui, Carla. Sì, da parecchi anni, ormai sono 35 anni che dirigo la Danceworks, che è appunto una compagnia di danza contemporanea, e Armonia Suave, che è la compagnia internazionale di danza storica. Ed è una compagnia che è presente in varie parti del territorio italiano ed anche in Francia e fa appunto degli eventi un po' in tutto il mondo. Le sedi di Armonia Suave sono appunto Parigi come sede internazionale, poi abbiamo Mazara del Vallo, Milano, Palermo, Siracusa, Campobello di Licata e poi con i Borboni, con l'associazione Borboni si nasce anche nel territorio di Napoli. Armonia Suave organizza eventi, gran balli e anche appunto i corsi di danza storica di diverso tipo, dalla danza rinascimentale alla danza barocca alla danza ottocentesca. Quindi il nostro scopo è proprio quello di divulgare il più possibile la nostra passione, che è quella dell'arte storica e della cultura storica nel mondo, attraverso la danza e attraverso i gran balli. La storia diventa appunto fondamentale anche in quello che è il progetto, quindi la storia dedicata anche al racconto del nostro territorio diventa un elemento fondamentale anche per la rete museale e naturale Belicina. Vorrei iniziare proprio dal dottor Giuseppe Salluzzo. Dottor Salluzzo, vogliamo parlare al popolo di Ocompro siciliano di questa rete museale e naturale Belicina? Allora, vi racconto che cos'è la rete museale e naturale Belicina. È qualcosa che nasce dal basso, cioè un territorio, diciamo, come la Valle del Belice già ha subito un terremoto diversi anni fa, proprio nel 2018, 150esimo, e una di ricostruzione già l'ha avuta in quel periodo. Che cosa abbiamo fatto noi? Grazie al Legambiente, a una campagna che si chiamava Salva l'Arte, che veniva fatta in tutti i comuni di questo territorio, quindi erano circa una quindicina. Abbiamo avuto l'occasione di visitare diversi musei, di segnalare i problemi che questi avevano, il valore che molti di questi avevano, e quindi si è proposto come associazione di volontariato
No, nel senso che... Forse abbiamo qualche problema, se non erro, nell'audio del dottor Salluzzo. Non arriva più l'audio. Adesso vediamo un attimino di ripristinare il collegamento con il dottor Salluzzo. Passiamo a questo punto al dottor Di Matteo. Dottor Di Matteo, il dottor Salluzzo ci parlava proprio di questa, spieghiamo un po' in linea generale, cos'è la rete museale naturale belicina, per parlare poi di una importante chiave di lettura, proprio ieri ne parlavamo durante una nostra conversazione, di quello che poi è la politica del fare, il saper fare, quanto è importante. Ma partiamo proprio da questa rete museale naturale. Beh, la rete è un grande esperimento che è stato fatto sul nostro territorio e che è riuscito a riunire insieme istituzioni pubbliche e private, 14 comuni, 2 riserve naturali, grandi parchi archeologici, seguimento di Segesta, tantissime realtà, quindi è una realtà molto complessa, perché era necessario che questo territorio si dotasse di una visione unitaria delle proprie bellezze naturalistiche, paesaggistiche, d'arte. E per questo nasce la rete e in questi anni ha funzionato da collante rispetto alle varie iniziative che si sono svolte sul territorio, per cui i vari musei e i vari siti hanno nella rete un canale di promozione anche all'esterno che dà una visione unitaria del territorio. Sì, mi perdoni, sì. No, la rete suggerisce all'interno del proprio sito 5 percorsi all'interno della rete: il percorso antropologico, quello archeologico, quello contemporaneo, quello della memoria e quello naturalistico. All'interno di questi percorsi troviamo i musei, le aree naturali, i musei etnografici, tantissimi, il contemporaneo, basti pensare a Gibellino, tantissime cose. Io ho suggerito al mio ingresso, stiamo lavorando su questo, di inserire un testo itinerario, appunto, che è quello del saper fare. Perché come dire, i luoghi li fanno le persone, e quindi era fondamentale che fossero presenti le realtà che questo territorio lo fanno vivere, lo fanno crescere, anche realtà imprenditoriali, perché bisogna legarle queste due cose. Ecco, vedo il presidente Salluzzo che è tornato tra di noi. Se vuole continuo o... Sì, no, terminiamo un attimino questa. Allora, lei diceva è importante, ci sono questi 5 itinerari. Di questi 5 itinerari sicuramente una cosa fondamentale è questo sesto, che dovrebbe poi essere alla base, perché una cosa molto bella è, diceva lei poc'anzi, saper fare. Ma guardi, io vengo dal mondo del design, sono architetto, vengo dal mondo del design. Il Made in Italy è fatto da 4A, no? L'arredamento, l'alimentare, l'automotive e l'abbigliamento. Queste sono le 4A del Made in Italy. Le 3A siciliane, a mio avviso, sono l'ambiente e come si fruisce questo ambiente. La riserva gestita da CAIA Conte Sentellina e la riserva gestita da Legambiente a Santa Ninfa ne sono un esempio. Quindi come si fruisce l'ambiente, l'abitare, che è il nostro stile di vita. La gente viene qui anche perché gli piace come noi viviamo nelle nostre città, nei nostri quartieri, le nostre case che sono sempre aperte. E l'arte non è solamente il museo diffuso che abbiamo la fortuna di trovarci per le strade, non è solamente quello che è dentro i musei, ma l'arte è anche l'arte di saper fare. Perché gli oggetti che noi troviamo dentro i musei l'ha fatti qualcuno, e questo qualcuno mangiava il territorio, come dire, no? Quegli oggetti lì sono oggetti che rispecchiano il territorio, e quindi non si possono tenere distanti queste due cose. Io a questo punto rivedo nuovamente il presidente. Presidente, ci stava il dottor Di Matteo presentando un po' appunto i 5 itinerari e questo sesto che è proprio quello del saper fare, e dice è importante saper raccontare, cioè ogni oggetto poi racconta un territorio, racconta uno spaccato
lei poc'anzi ci stava dando un'informazione generale proprio su quella che è la rete e stava partendo, tra l'altro, se non erro, proprio dalla ricostruzione, giusto? Presidente, vediamo se riusciamo, forse no. Forse c'è ancora qualche problemino di collegamento. Ci sente, Presidente? Mi sentite? Provi a parlare? No, niente, l'abbiamo perso nuovamente. Fra poco torno a parlare con lei, dottor Di Matteo, ma adesso torno un attimino da Carla Favata. Carla, mi sembra di, anche attraverso le parole del dottor Di Matteo, ma anche un po' per quello che poi è questi 35 anni di vita dedicata alla danza, ma anche poi per quello che ci stavi raccontando. Tu sei veramente, con le tue sedi, poi presente in tutto il mondo. Diventa fondamentale questa parola rete, che ha veramente un valore speciale, cioè noi questo lo diciamo veramente tutti i giorni, quanto è importante riuscire a coinvolgere, perché poi attraverso quegli scambi che si creano opportunità, giusto? Anche per te è stato un elemento fondamentale la rete. Sì, anche perché la danza storica, la danza dell'Ottocento in particolare, si basa proprio sulla socializzazione e quindi questo è l'aspetto più importante di questa danza. La rete è quella appunto di collaborare con varie situazioni, con vari enti di formazione, con diverse strutture, diversi corpi di ballo e anche compagnie di danza in tutto il mondo, e tramite questa rete è possibile realizzare poi quelli che sono i grandi eventi, perché nei grandi eventi arrivano appunto appassionati da tutto il mondo. Ed è importante questo perché un evento ha la sua risonanza quando non è solo un evento per il territorio, ma la cosa interessante è che nasce in questo territorio e quindi nasce, come ad esempio il Gran Ballo del Gattopardo, è un evento che nasce in Sicilia con quelle che sono le atmosfere tipicamente siciliane del 1860, per poi essere condiviso in tutto il mondo con gli ospiti che arrivano appunto da tutte le parti. E questo penso che sia un gran ballo veramente dai sapori, dalle danze filologiche, perché la cosa diciamo molto interessante di Armonia Soave è quella di riproporre quelle che sono coreografie tratte da manuali storici e quindi il lavoro filologico di ricostruzione storica dai manuali per poi portarli appunto a farli studiare a quelli che sono gli appassionati di danza e poi inserirli nei carnet del bal appunto di questi gran balli. La bellezza di poter organizzare, ad esempio, in Sicilia una rievocazione storica che può essere quella del Gran Ballo dai Ponteleone, e quindi riprendendo quelle che sono le pagine del romanzo di Tomasi di Lampedusa del Gattopardo, e riportare appunto in questa rievocazione, in questa ricostruzione, non solo la danza, quindi con le coreografie di quell'epoca, ma i costumi filologici del 1860, il buffet, sempre che richiama quelli che sono i sapori di quell'epoca, come ad esempio il timballo del Gattopardo. La location è in Sicilia, sappiamo perfettamente che tante location sono legate a questo romanzo, e quindi rifare, vivere quello che è appunto nella nostra tradizione siciliana è un grande evento come quello del Gran Ballo del Gattopardo, che forse per noi siciliani è meno importante di come può essere vissuto da chi arriva da altre parti del mondo, perché io vedo che questo appuntamento attira tantissima gente dall'estero, perché è un romanzo veramente di grande tradizione, di grande importanza, e quindi è un appuntamento immancabile.
Io sempre rubo un po' dalle vostre risposte. Carla Favata, dottor Di Matteo, tramite questi eventi, nella fattispecie parlava del Gran Ballo del Gattopardo, dove è possibile conoscere filologicamente dallo studio poi dei manuali la danza, ma anche raccontare alcune parti del territorio, proprio magari legate, perché no, a dove il grande Luchino Visconti ha anche come dire, girato la famosa pellicola del Gattopardo. Quindi ci sono territorio, prodotti, cultura. Dottor Di Matteo, questo è prodotto turistico evoluto. Sì, per la Favata non sta facendo altro che attualizzare la tradizione, mettendo insieme varie cose. Allora, il prodotto turistico evoluto è questo, mette insieme vari attori, pubblici e privati, varie competenze, per offrire un prodotto completo al turista. Noi questo dobbiamo fare. Poco fa pensavo, noi siamo stati bravi in passato, perché qui si parla di collaborazione interaziendale quando si parla di prodotto turistico evoluto, aziende diverse che collaborano tra di loro. E mi veniva in mente, quando noi a fine 800 esportavamo le nostre arance, e le imballavamo dentro la carta velina. Su quella carta velina noi trasmettevamo l'immagine del nostro territorio, sono i nostri capolavori, ma c'era anche il nostro stile di vita in alcune iconografie di quella carta lì. Quindi mettevamo insieme il frutto, il food e l'immagine dei beni artistici nostri. Dobbiamo tornare a fare questo, e molte aziende siciliane in realtà lo fanno, perché la Sicilia in questo caso è un caso unico, no? In Italia nelle nostre aziende, qualsiasi cosa producano, mettono dentro sempre l'immagine della Sicilia. A volte i loro siti sembrano tutti di promozione turistica. In alcune aziende c'è il nome della Sicilia presente dentro. Nessuno in Italia usa il territorio così fortemente come la Sicilia. C'è chi fa le penne con gli alberi siciliani, il limone, il mandorlo, il carrubo, e fa delle penne splendide. Non so se posso citare l'azienda, ma va bene. Sigla. C'è chi con le carte dei mercati ha fatto come edizioni precarie, ha fatto delle cose meravigliose, ma potrei continuare. Nello Sicilia con la pietra lavica, sono infiniti gli esempi. Ebbene, non c'è in Italia nessuno che fa questo. In Lombardia non vedreste mai un'azienda che si chiama Bianco Lombardia, per dire. No, è solo in Sicilia che viene questo. Questo che significa? Che il territorio e il prodotto vanno insieme e l'arte vanno insieme. Nei nostri bookshop dobbiamo restituire il favore alle arance. Come le arance portavano i nostri beni culturali, forse nei bookshop dei nostri musei il food andrebbe pure messo dentro con un packaging adeguato, con un racconto della storia di queste meraviglie, e vanno pure lì dentro. Non si devono escludere queste cose. Io devo dire, ieri quando lei, proprio durante questa conversazione che abbiamo fatto ad anticipazione un po' dell'appuntamento di oggi, mi parlava di questa bella idea. Io penso, se questo lo facessimo, diventerebbe veramente un modo ancor più di raccontarci ai visitatori, nonché anche a noi, perché i primi visitatori e viaggiatori dobbiamo essere noi siciliani, a conoscere bene il territorio, a conoscere la nostra storia per poi poterla bene raccontare. Purtroppo il presidente ha qualche problema di connessione, per cui non riusciamo ad includerlo nell'intervista. Carla Favata. Carla, noi chiaramente adesso c'è questa seconda fase. Tu prima sei abituata a viaggiare tantissimo appunto nel mondo, e chiaramente questo è stato è un periodo particolare per tutti. La ripresa naturalmente deve essere lenta, deve essere in sicurezza. È chiaro che ci si pone tanti interrogativi, soprattutto parlando di eventi, ma ti dico, uso un po', che poi è una domanda che faccio ai nostri ospiti: ripartenza.
ripartenza. Di questi tempi è difficile poter pensare una data della ripartenza, perché insomma la situazione si conosce, soprattutto la situazione del mondo dello spettacolo è molto, molto critica, e quindi a ripartenza è difficile immaginare una data, ma ci sono appunto degli eventi che sicuramente saranno la nostra ripartenza, come ad esempio un appuntamento internazionale immancabile sarà quello del 10 di ottobre a Parigi, un gran ballo organizzato dall'Evre de Saint-Ange, presieduto dalla baronessa Maria Elena de Saint-Didier. Questa fondazione di beneficenza che è presente appunto dal 1861 sul decreto imperiale di Napoleone III, tutti gli anni organizza questo gran ballo dedicato appunto al gran ballo imperiale a Parigi, dedicato a Napoleone III. Quest'anno in particolare sarà omaggiato a Eugénie de Montijo, in quanto appunto decorre il centenario dalla sua morte. È un evento straordinario perché il salone dove viene fatto è appunto un salone che è stato ideato e pensato da Napoleone III, che è quello del Grand Hotel Intercontinental, che si trova appunto in piazza Opéra a Parigi, e lì appunto è meraviglioso vedere ospiti che arrivano da tutto il mondo con degli abiti molto lussuosi ed d'epoca, con un menù studiato da uno chef molto, molto prestigioso. Ecco, quello che è questo evento è qualcosa veramente di incredibile, che tutti gli anni appunto si accade a Parigi, ed è veramente una ciliegina sulla torta riuscire a ripartire con questo grande evento. Poi ci sono tanti altri progetti, come ad esempio un progetto con l'orchestra barocca siciliana. Questo è un progetto appunto barocco, e siamo pronti per partire anche con questo progetto attraverso la danza storica appunto del 1700 barocca, con la musica dal vivo, perché appunto ci saranno questi clavicembali, strumenti musicali di quell'epoca che accompagneranno questo progetto fatto di musica e di danza. E quindi si riaprirà possibilmente magari ad agosto, se sarà possibile fare questa collaborazione con Luca Ambrosio, che è il direttore artistico dell'Orchestra Barocca Siciliana, o quando appunto sarà possibile, sì. Dottor Di Matteo, lei oltre ad essere direttore della rete museale naturale Velicina è un docente di sociologia dei processi culturali all'Accademia di Design e Arti Visive a Catania. Parliamo di stile di vita. Guardi, lo stile di vita, tradotto negli argomenti che ci interessano, non è altro che il turismo esperienziale, se lo traduciamo in quello che interessa a noi. Il turismo esperienziale non è altro che vivere la quotidianità del territorio, il backstage, cioè stare dietro nella parte che non si vede, perché quella è la parte più interessante. E quello è il nostro stile di vita. La convivialità che si ha nel retro bottega non si ha nel front office, dove c'è una formalità che impedisce il calore umano dello scambio. E questo è il nostro stile di vita, e lì siamo bravissimi noi siciliani, siamo ospitali, apriamo le nostre case, apriamo anche le parti più intime delle nostre case. E il nostro stile di vita è quello che cercano. Guardi, a me viene sempre strano pensare che chi va a visitare e c'entra questa cosa qui, chi va a visitare la cattedrale di Noto o Ortigia, poi vada in un B&B e si trovi improvvisamente in Svezia. È molto strano.
Dico in Svezia perché c'è una nota casa di produzione di arredi che ha riempito, va benissimo, straordinario, però io credo che dopo aver visto la cattedrale di Noto io voglio entrare in un luogo che mi ricordi dove sono e non in un posto che può essere ovunque nel mondo. Quello è il certo. nostro stile di vita, quello è il nostro stile di vita. E quello dobbiamo mostrare, quello vuole la gente, se no altrimenti andremo a Milano, a Stoccarda, a Stoccolma, insomma, invece qui. Noi anche in questo ci ritroviamo perché è quello che poi ripetiamo, è importante l'identità nel racconto e così come lei adesso stava dicendo, dottor Di Matteo, è importante raccontarlo, poc'anzi dava quest'idea molto bella di trovare anche nel corner museale il prodotto che racconti il territorio, il prodotto, il gusto del nostro territorio, ma adesso appunto ci diceva anche quanto è importante poi nell'accoglienza, perché di accoglienza, qualità dell'accoglienza significa questo, cioè significa contestualizzare, caratterizzare il nostro prodotto e questo dico possiamo tanto farlo bene anche perché abbiamo delle caratteristiche che poi sono anche frutto della storia millenaria che raccontiamo, legate proprio alla nostra capacità di fare accoglienza e farla tra l'altro anche in maniera assolutamente naturale, questa nostra generosità che appartiene nel racconto della storia. Beh, io faccio questa citazione perché poi è contenuta proprio all'interno del meraviglioso libro del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che racconta proprio il nostro territorio, le nostre terre, i nostri monumenti, magnifiche opere d'arte, ma a volte fantasmi muti, ma che sanno raccontare la nostra straordinaria insularità d'animo. Bene, io per salutare Carla, io vedo proprio dietro di te due teste di Moro bellissime a questo Sono punto delle maschere. ecco, sono delle maschere tra l'altro. Ah, meraviglia. Beh, Sono delle parliamo a questo maschere. punto per salutare i nostri amici di Amori. Amori è uno spettacolo ed è che nasce appunto da una storia d'amore, di passione, è una leggenda tipicamente siciliana, la leggenda delle teste di Moro. Ed è uno spettacolo che ho portato in scena, appunto che racconta le storie dei paladini di Francia, dei pupi siciliani, dell'epoca carolingia, appunto in Patrimonio Sicilia. dell'umanità, tra l'altro, l'opera dei Sì, pupi, patrimonio sì, dell'umanità. è uno spettacolo, è stato uno spettacolo meraviglioso in questo proprio, in questa leggenda che pochi conoscono, appunto la leggenda delle teste di Moro, questa storia d'amore tra questa ragazza e il Moro che si conclude con questa tragedia, questa appunto, questo Moro viene tagliata la testa da questa ragazza per gelosia. E questo lavoro nasce anche dalla collaborazione con diverse maestranze del territorio, come ad esempio queste meravigliose maschere sono state realizzate dai ragazzi dell'istituto del liceo artistico Gaspare Morello di Mazzara, che hanno proprio preso, grazie al suo preside appunto, hanno preso in mano la scenografia di questo spettacolo, realizzando 40 maschere appunto di teste di Moro ed anche altre attrezzature che poi abbiamo portato in scena, e il mio abito che rappresentava proprio tutta la terra di Sicilia con il carretto siciliano, le ruote, insomma tutti quelli che erano proprio gli elementi della nostra terra. Questo proprio per dare un omaggio a quella che è veramente la nostra storia di Sicilia. E in programma per quest'anno, che si sposterà insomma per l'anno prossimo, c'era un altro spettacolo, Fillide a Camante, proprio sulla leggenda sempre siciliana del mandorlo in fiore, un'altra storia d'amore meravigliosa che arriverà un giorno dopo il virus in scena.
Noi saremo felici di ritornare tutti in teatro. Io volevo fare un saluto ai nostri amici. Purtroppo oggi potrò leggere soltanto qualcuno dei messaggi perché abbiamo avuto qualche problema tecnico, per cui soltanto alcuni dei messaggi riesco a visualizzare. Noi domani cercherò di recuperare, però quelli che posso leggere, buongiorno, non leggo chi scrive, Katiuska, buongiorno, affascinante, ti auguro tutto il bene di questo mondo, vieni a Castellammare del Golfo in vacanza qualche giorno, vi faccio assaggiare prodotti tipici della zona con molto piacere e un bagno a mare tutti insieme. Allora, quando arrivano questi messaggi così passionali a me piace, perché questo significa che arriviamo dritti alle vostre case, alle vostre aziende. Ancora rinnovo la possibilità di poter andare a compilare quelli che sono i form legati alle vostre aziende. Abbiamo in questo momento circa 2000 aziende registrate, già registrate per, così come dicevamo, per la realizzazione di questo, del più grande marketplace siciliano con aziende siciliane, per poter ancora meglio dare la possibilità di rialzarci, dando un forte impulso all'economia. Dottor Gianni Di Matteo, naturalmente oggi ringraziamo anche il presidente Salluccio, abbiamo avuto qualche problema in questa diretta, però volevo insieme a lei invitare tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano a poter visitare e vivere questa esperienza meravigliosa legata ai vari itinerari, e quindi sarà possibile anche, tra l'altro, poter attingere notizie sulla rete museale e naturale belicina. Vogliamo aggiungere qualcosa per i nostri amici, dottor Di Matteo? Sicuramente una cosa, la riapertura, come puoi immaginare, per i musei è complessa ed è onerosa, per cui la nostra rete è fatta anche di piccolissimi musei che avranno forse qualche difficoltà. Non voglio anticipare nulla, ma so che le Orestiadi riapriranno a giugno con gli eventi che poi vi comunicheranno. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, vi aggiorneremo sulle varie riaperture e speriamo poi di fare una grande festa tra i musei del nostro territorio. Noi vi ringraziamo e ancora chiediamo scusa per i messaggi appunto non letti da parte dei nostri amici. Noi ci vediamo domani. Domani abbiamo la nostra rubrica consueta del venerdì. Chiedimi pure, domani con Giuseppe Giorgiani, sabato con Davide Morici e domenica con Francesco Caravello. Vi diciamo anche: seguite l'appuntamento delle 18, aperitivo social, e a questo punto dico, carissimo dottor Di Matteo, carissima amica Carla Favata, siamo arrivati a 219.930. Beh, forse qualche minuto e avremo toccato insieme 220.000, ma siamo veramente tanto felici. Ancora un saluto anche al presidente Giuseppe Salluzzo per questa possibilità. Magari, dottor Di Matteo, torneremo a riparlare insieme e magari anche in un momento più in là, quando le cose speriamo e immaginiamo possano essere diverse per tutti noi. Beh, io chiudo ogni mio quotidiano appuntamento chiedendo ai miei ospiti di fare una cosa per me. Avviciniamoci alla nostra camera, vicini, 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 e chiudiamo sempre così. Io compro. Dottor Di Matteo, perché altrimenti non possiamo chiudere la diretta. Io ho dato assolutamente alla regia: se gli ospiti non dicono con me, non chiudiamo la diretta. Ok. Io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi. Viva l'arte, viva la cultura!